Buongiorno da Sicilia 24, questi titoli di oggi. Associazione mafiosa, droga, armi ed estorsione, blitz dei carabinieri di Catania nei confronti di soggetti legati al clan Santa Paola Ercolano. L'operazione riguarda 9 province, 200 i militari impegnati, 38 gli arresti. Giustizia il figlio con un colpo alla nuca e nasconde il corpo nelle campagne del Messinese. Arrestato il padre che era già indagato. La procura ipotizza il coinvolgimento di altre persone. Sarà eseguita domani l'autopsia sul corpo di Aurora Maniscalco, l'hostess palermitana deceduta a Vienna precipitando dal terzo piano di un palazzo. Nell'inchiesta aperta dalla procura di Palermo è indagato per istigazione al suicidio il fidanzato della ragazza. Sbarca a Roma il caso Sicilia dentro Fratelli d'Italia. Il presidente dell'Arse Galvagno e l'assessore al turismo Amata, indagati nell'inchiesta sulla corruzione, trasmettono gli atti ai probibili del loro partito. Sbardella dice atto di correttezza. Locali più moderni ed efficienti per un servizio più umano. A Catania il nuovo pronto soccorso dell'ospedale Cannizzaro. Calciomercato, il Palermo per la difesa pensa a Bani, il Catania avrebbe scavalcato la Salernitana per Casasola, in addirittura d'arrivo Pieraccini, il Siracusa attende il nuovo direttore sportivo. Bentrovati, apriamo con la notizia di un'operazione dei carabinieri che stanno eseguendo 38 arresti nei confronti di soggetti legati al clan Santa Paola Ercolano. L'operazione riguarda 9 province, 200 i militari impegnati. Sentiamo intanto Tonino De Mana. Oltre 200 militari impegnati, 9 province coinvolte, 38 arresti. Sono i numeri della maxi-operazione ribattezzata Naumachia effettuata dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania, che si sono avvalsi dei reparti specializzati dell'arma, tra cui lo squadrone eliportato Cacciatori di Sicilia e il 12° Nucleo Elicotteri. 38, come detto, i destinatari del provvedimento cautelare emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. I soggetti finiti in carcere sarebbero legati al clan Santa Paola Ercolano, storicamente radicato nel territorio catanese, e sono accusati, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, traffico di sostanze stupefacenti, detenzione, porto e cessione di armi comuni e da guerra, ricettazione ed estorsione. L'operazione è in corso contemporaneamente, oltre a Catania, anche nelle province di Palermo, Siracusa, Enna, Asti, Agrigento, Caltanissetta, Napoli e Pavia. Tutti i particolari su questa importante operazione dei carabinieri nel corso della prossima edizione del nostro telegiornale. Avrebbe giustiziato il figlio con un colpo alla nuca, nascosto il corpo nelle campagne del Messinese. È stato arrestato il padre, già indagato per omicidio. Francesco Triolo. Avrebbe giustiziato il figlio Angelo Pirri con un colpo alla nuca e poi nascosto il corpo nelle campagne di Pace del Mera, dove è stato ritrovato 3 giorni dopo in avanzato stato di decomposizione, con l'accusa di omicidio volontario in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Barcellona. È stato arrestato dai carabinieri il padre, Sebastiano Pirri, 63 anni. L'uomo è stato da subito inserito nel registro degli indagati, essendo stato l'ultimo ad aver visto il figlio. Assoluto riservo degli inquirenti c'è sul movente che avrebbe portato al fatto di sangue. Il delitto, che porta i tratti di una vera e propria esecuzione, secondo quanto ricostruito dalle indagini, sarebbe stato consumato la sera del 3 giugno. Secondo la ricostruzione degli inquirenti coordinati dalla Procura di Barcellona, guidata dal procuratore Giuseppe Verzera, il 63enne avrebbe attirato il figlio in una zona isolata e rurale per poi freddarlo con un colpo alla nuca esploso con una pistola detenuta illegalmente. Un delitto a sangue freddo seguito dal tentativo di far sparire il corpo. L'assassino avrebbe trascinato la vittima oltre la recinzione dell'autostrada Messina-Palermo attraverso un varco ricavato nella rete, lasciando il corpo in un canale di scola ai margini della carreggiata. Determinanti per la svolta delle indagini sono stati gli accertamenti tecnici condotti dai carabinieri con il supporto del RIS di Messina, dello squadrone eliportato Cacciatori di Sicilia e del 12° Nucleo Elicotteri di Catania. Le indagini avviate sin dalle prime ore dopo il ritrovamento del corpo hanno permesso di ricostruire il quadro indiziario a carico del padre della vittima, già noto alle forze dell'ordine. Sebastiano Pirri è stato trasferito nel carcere di Messina, dove rimane a disposizione dei magistrati. E sempre su questo caso gli inquirenti ipotizzano che nell'omicidio di
Pirri possano essere coinvolte altre persone oltre al padre. I PM non hanno ancora elementi per ipotizzare il movente del delitto e aspettano di interrogare appunto l'indagato. L'interrogatorio potrebbe essere svolto domani. E adesso a Palermo, esercito, poliziotti di quartiere, raccolta firme per una Palermo più sicura. Associazioni e cittadini scendono in campo per chiedere una città meno violenta. Marco Gullà. 200 agenti in meno negli ultimi 5 anni, solo 40 vigili in giro la notte, poche pattuglie a sorvegliare il cuore della movida. Sono i numeri della Palermo cosiddetta insicura, in cui gli episodi di violenza e di aggressione nei confronti dei turisti sono ormai all'ordine del giorno, e poi raid punitivi come quello di domenica scorsa nei confronti dei dipendenti di una cioccolateria. Proprio domani associazioni e cittadini insceneranno un sit-in davanti al locale per manifestare vicinanza ai titolari e far emergere al contempo la preoccupazione per l'escalation di violenza che sta travolgendo la città. C'è chi propone l'esercito per strada o chi, come la presidente di Confcommercio Patrizia Di Dio, il poliziotto di quartiere. Da tempo noi, che siamo sentinelle sul campo, esposti in prima linea come dimostrano gli ultimi casi di violenza, ha sottolineato la Di Dio, abbiamo capito che non tira una bella aria e risaputo che c'è stata una sottovalutazione dei fenomeni violenti, e a pagarne le conseguenze sono anche i commercianti e gli imprenditori. Vogliamo vedere più divise in giro, l'appello di Confcommercio. Anche Confesercenti scende in campo e lancia una raccolta firme per chiedere una Palermo più sicura, con una maggiore presenza di forze dell'ordine sul territorio e una maggiore attenzione da parte delle istituzioni anche sul fronte sociale. Il cadavere di un uomo di 68 anni è stato recuperato ieri alla scogliera di Catania. Ancora poco chiara la dinamica dell'accaduto, forse una caduta accidentale. Adelaide Barbagallo. Forse un malore, una caduta accidentale, una fatalità. Non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto sul lungomare di Catania, dove il corpo di un 68enne è stato recuperato sulla scogliera non distante al centro fieristico delle Ciminiere. Una caduta potrebbe aver provocato le ferite gravi riscontrate sull'uomo, il cui corpo era stato avvistato nel tratto sotto la stazione centrale di Catania. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un gommone, polizia con moto d'acqua e pattuglie a terra delle volanti e la guardia costiera. Recuperato ai vigili del fuoco, l'uomo è stato poi trasportato per l'identificazione al porto di Catania presso la sede della Capitaneria, presente sul posto anche la guardia costiera. La salma è stata restituita ai familiari. Poco meno di 2 mesi fa un'altra tragedia si è consumata poco più in là di questo specchio di mare. A perdere la vita davanti Piazza Battiato un ragazzo di 19 anni, Simone Currò, sarebbe caduto dagli scogli per recuperare un pallone caduto in acqua. E sarà eseguita domani l'autopsia sul corpo di Aurora Maniscalco, la giovane hostess palermitana deceduta a Vienna precipitando dal terzo piano di un palazzo. La Procura di Palermo ha affidato l'incarico ai medici dell'Istituto di Medicina Legale del Policlinico per eseguire l'esame irripetibile nell'ambito dell'inchiesta per istigazione al suicidio, in cui ha indagato come atto dovuto il fidanzato della ragazza, Elio Bargione. Secondo i giudici austriaci, invece, Aurora si sarebbe lanciata dal balcone, come avrebbero detto alcuni passanti e il fidanzato. Una ricostruzione contestata dalla famiglia della giovane, che ha presentato esposto per eseguire l'autopsia che, come appunto dicevamo, verrà eseguita domani. Caltanissetta, l'ex procuratore di Roma ed ex presidente del Tribunale Vaticano Giuseppe Pignatone, è stato sentito ieri per 9 ore dai PM della Procura, che l'hanno iscritto nel registro degli indagati mesi fa con l'accusa di favoreggiamento alla mafia. Pignatone è indagato nell'ambito dell'inchiesta su presunto insabbiamento dell'indagine su mafia appalti insieme all'ex PM di Palermo Gioacchino Natoli, sentito la scorsa settimana per ben 12 ore. E intanto sbarca a Roma il caso Sicilia. Dentro Fratelli d'Italia il presidente dell'Ars Galvagno e l'assessore al turismo Amata, indagati nell'inchiesta sulla corruzione, trasmettono gli atti ai probi viri del loro partito. Manlio Viola.
Due lettere ai probi viri di Fratelli d'Italia inviate da Gaetano Galvagno, presidente dell'Ars, e da Elvira Amata, assessore regionale al turismo. È la mossa palesemente concordata dei due esponenti del partito di Giorgia Meloni in Sicilia, indagati in due filoni paralleli dell'inchiesta per corruzione fra Parlamento e Regione siciliana. I due, entrambi nella qualità di dirigenti di partito, informano ufficialmente il collegio di garanzia di essere indagati e trasmettono gli atti dell'inchiesta dei quali sono a conoscenza. Galvagno precisa che la missiva sarà integrata da altri atti non appena saranno nella sua disponibilità. La mossa segue le dichiarazioni del commissario di Fratelli d'Italia in Sicilia, Lucas Bardella, che aveva annunciato una verifica romana sul caso. Di fatto, in questo modo, Galvagno e Amata evitano che il partito avvii di imperio un procedimento nei loro confronti e prendono tempo per comprendere la piega che prenderà questa inchiesta. Per Amata, infatti, che ha ricevuto nei giorni scorsi l'avviso di conclusione delle indagini, potrebbe arrivare a breve la richiesta di giudizio, mentre per Galvagno le indagini sono ancora in corso. Ma intanto restano entrambi al loro posto. Alla Amata il presidente Schifani ha anche confermato la fiducia. E adesso Lucas Bardella applaude alla scelta di responsabilità e trasparenza. Ogni ulteriore scelta da parte di Fratelli d'Italia è così rinviata. I carabinieri della stazione di Niscemi nel Nisseno hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 50 anni residente appunto a Niscemi, ritenuto responsabile dei reati di produzione, coltivazione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Nel corso di una perquisizione domiciliare i militari hanno scoperto all'ultimo piano dell'abitazione dell'indagato una serra artigianale completa di impianto di aerazione allestita per la coltivazione di piante di cannabis. All'interno del locale sono state rinvenute 5 piante di marijuana, ognuna di altezza superiore al metro. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa e poi andremo a Lampedusa tra poco. Siamo tornati in studio a Lampedusa. Filippo Grandi, alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, ha scelto l'isola delle Pelagie per la sua ultima missione ufficiale in Italia, allo scadere del suo mandato. Il servizio. Lampedusa, terra di approdo di migliaia di migranti soccorsi in mare che nell'hotspot dell'isola trovano la prima accoglienza, le prime cure. Ed è qui che è arrivato l'alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati Filippo Grandi per la sua ultima missione ufficiale in Italia a fine del suo mandato, accolto dal presidente nazionale della Croce Rossa italiana che da 2 anni gestisce l'hotspot. Ha voluto vedere e toccare con mano quello che è il lavoro che si è fatto e l'attività concreta che testimonia una cosa sola: la dignità dell'uomo non sopporta eccezioni in nessun luogo e in nessun tempo. Dal 1 giugno del 2023 150.000 le persone accolte nell'hotspot, uomini, donne, bambini in fuga da terre martoriate da violenze, crisi, conflitti. Un modello di accoglienza, quello di Lampedusa, che è un esempio in Europa e nel mondo, ha sottolineato l'alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati. Cambia look e trasloca il pronto soccorso dell'ospedale Cannizzaro di Catania. Vi mostriamo i nuovi locali che migliorano i servizi per pazienti e personale medico. Tonino De Mana. Cambia look e si trasferisce il pronto soccorso dell'ospedale Cannizzaro. Locali profondamente rinnovati ed accesso dall'ingresso principale, padiglione F1, con un'opera di rifunzionalizzazione realizzata grazie ai fondi della struttura commissariale per il potenziamento della rete ospedaliera siciliana. Il nuovo pronto soccorso generale si caratterizza per l'ammodernamento impiantistico con nuove funzionalità, la riqualificazione e l'ampliamento dei vari spazi, compresa l'area infettivologica, e la riorganizzazione dei percorsi diversificati per colore. Più funzionale per l'utenza in modo che possa esserci una migliore accoglienza e soprattutto consentire anche agli operatori che lavorano un ambiente più consono all'attività che è stressogena, fortemente stressogena. Elevati gli standard di sicurezza e migliorati i servizi per pazienti e personale sanitario. Un aspetto importante che verrà attenzionato è proprio l'umanizzazione delle cure e l'accoglienza dei pazienti, con una comunicazione che consentirà in tempo reale per i caregiver, i parenti eccetera di sapere quali sono le condizioni del paziente. Adeguata e migliorata anche la viabilità attorno all'area del pronto soccorso e al padiglione F3, con un doppio senso che renderà più snello il flusso dei veicoli.
E prima di fermarci per un'altra pausa, alle agenzie e gli agenti della squadra mobile hanno eseguito un'ordinanza del GIP di Palermo nei confronti di 4 persone, di 4 palermitani. 2 sono stati portati in carcere, gli altri 2 ai domiciliari. Sono indagati di concorso per sequestro di persona a scopo di estorsione, estorsione aggravata e atti persecutori in pregiudizio di un imprenditore palermitano. Per ottenere dei soldi lo hanno infatti sequestrato e minacciato di gettarlo in una botola di un casale di campagna. Ci fermiamo, c'è un'altra pausa e poi al calciomercato. E siamo al calciomercato, sono febbrili le trattative al momento. Nel Palermo per la difesa si parla di Bani, il Catania ha scavalcato, avrebbe scavalcato la Salernitana, per Casasola in addirittura d'arrivo Pieraccini. Ci fa il punto Marco Carli. Il Palermo, dopo Augello, pensa ancora alla difesa. Ingaggiato l'esterno sinistro, ora l'obiettivo sono i centrali. Un nome accostato ai rosanero è quello di Bani, in forza al Genoa. Si parla anche degli under, Lucchesi della Fiorentina oppure Marcandalli del Genoa e Giorgini del Sud Tirol, capaci di agire anche a destra. Elia e Palumbo dovrebbero essere i prossimi giocatori ufficializzati. Dal Catania attesi i primi colpi, il nome nuovo è quello di Casasola. Il duttile difensore della Ternana, classe 95, sembrava vicinissimo alla Salernitana, e invece il Catania si è inserito e potrebbe aver portato il giocatore a sposare la causa rossazzurra. Si attendono sviluppi. Chi arriva di sicuro nelle prossime ore è Pieraccini, giovane del Cesena, formula del prestito con diritto di riscatto, anche se i romagnoli vorrebbero la possibilità di esercitare il controriscatto. L'altro cesenate in orbita Catania e Donnarumma prenderebbe il posto di Anastasio, che ha vari estimatori oltre alla solita Salernitana, fra cui il Perugia. Dopo la partenza di inglesi, i tifosi rivolgono la propria attenzione sul mercato delle punte, accostato Tonin, che può rappresentare però un'alternativa, come lo è stato a Pescara. Servono 2 nomi di sicuro affidamento e Pastore lavora anche per questo. Fra meno di una settimana parte ufficialmente la stagione con il ritiro di Norcia. A centrocampo torna prepotente il nome di Capomaggio, come sempre non facile arrivarci, Salernitana in vantaggio, e giungono conferme su Varone, potrebbe arrivare Vallocchia ancora dalla Ternana. Il Trapani ha in pratica sistemato la difesa con l'ingaggio di Negro dal Cittadella e dell'ex capitano del Foggia Salines, ceduti Zuppel, Cristini e Zappella al Guidonia, Guerriero al Treviso e il giovane Sciortino alla Pistoiese, squadra in ritiro a Troina nell'Ennese dal 16 luglio. E dovrebbe essere ufficializzato entro domani il nuovo direttore sportivo del Siracusa Calcio, società al lavoro per costruire una squadra competitiva che darà spazio ai giovani. Francesco Aloi. 48 ore ancora, forse anche meno, e il Siracusa avrà il suo direttore sportivo. A meno di clamorosi cambiamenti, dovrebbero essere confermati i rumors sul ritorno in azzurro di Antonello Laneri. Soltanto dopo saranno ufficializzati i primi colpi di mercato, tra rinnovi e nuovi arrivi. Vogliamo sicuramente riconfermare lo zoccolo duro dell'anno scorso, alla quale vogliamo chiaramente aggiungere diversi ragazzi, fra questi anche degli under. Obiettivo divertirsi e divertire, non perdendo l'entusiasmo che ha dominato nella scorsa stagione. Certamente sarà un campionato molto difficile, però il Siracusa è pronto a giocarselo con serenità. Dentro il nostro contesto squadra non mancheranno voglia, grandissima determinazione, e anche se ci accingiamo ad affrontare un campionato veramente complicato, vogliamo dare sicuramente grandissima soddisfazione. Mister Turati proporrà sempre il suo schema di gioco, squadra a trazione anteriore e palla a terra. Penso che l'anno scorso questo tipo di calcio abbia sicuramente dato soddisfazione. Anticipato di un giorno, al 16 luglio, l'inizio del ritiro a Canicattini Bagni. Intanto sono 600 i tifosi che hanno già sottoscritto l'abbonamento nella prima parte di campagna dedicata al diritto di prelazione. Era il nostro ultimo servizio, Sicilia 24 si chiude qui, prossimo appuntamento alle ore 14. Vi lascio adesso alla lettura dei giornali con la rassegna stampa curata da Orazio Longo. A tutti una buona giornata.